È tutto pronto sotto gli occhi attenti di Nikola Jokic per la seconda prova del campionato europeo 2023. 11 dietro le ali della macchina, gli stessi di un'ora e mezza fa, con i numeri invertiti. All'1 Achela Palferma, Antonio Di Nardo. 2 Sunny Crockett, Marco Stefani. 3 Vincerò Gar, Pietro Gubellini. 4 Achille BLV, Enrico Bellei. 5 Zacco Gio, VP dell'Annunziata. 7 Verdon VF, Giampaolo Minnucci. 8 Vesna, Federico Esposito. 9 Vernissage Griff, Alessandro Gocciadoro. 10 Bonville G, Antonio Simioli. 11 City Lux, Riccardo Pezzatini. 12 Zola Chi, Sandro Miraglia. Si parte con la velocità da parte di Achela Palferm, che cerca di tenere la testa ma a largo di tutti. Enrico Bellei passa a condurre con Achille BLV, prende lancio volante, sfila al comando su Achela Palferm. Vincerò gara in terza posizione, di fuori Zaccongiò, subito in seconda pariglia Vernissage Griff, poi Sunny Crockett, quindi Verdon VF, ancora Bonville Gifont, Vesna a chiudere. Ci sono City Lux e alla retroguardia Zola Chi. Sposta Vernissage Griff che punta in avanti, va a lato di Achille BLV, gli dà il parziale dopo 400 metri passati in 28,8, corre davanti Achille, Vernissage al suo esterno, poi Achela Palferm, seconda pariglia per Zaccongiò, terza in corda è Vincerò Gar che precede sempre Sunny Crockett, quindi Bonville Gifont e gli altri. 43,3 per i primi 600 metri di corsa da parte del leader Achille BLV, che viene a portare a casa il primo giro al comando in 57,3 sul piede dell'1,11,5. Continua in vantaggio Achille BLV, di fuori sempre Vernissage, poi Achela Palferm, quindi Zaccongiò, Vincerò Gar, Sunny Crockett il primo chilometro, se ne va in 1,11,6 con Achille BLV che continua a provare a replicare le bordate di Vernissage Griff, che è proteso al suo esterno. Alla corda c'è Achela Palferm, quindi Vincerò Gar, poi Zaccongiò a 400 dalla conclusione. Achille BLV continua a tenere botta a Vernissage Griff, 1,25 3/4 di miglio. Vernissage che con coraggio insiste all'esterno, viene privato ora dei tappi estraibili per avere ancora qualcosa di più. Alla corda c'è Achela in attesa dell'open stretch, Achille entra in retta, arriva in vantaggio, Vernissage al suo esterno, Achela che si infila di dentro, è in vantaggio Achille, attacca Achela, a largo Vernissage, lotta a 3, Achela Palferm ha trovato la pedalata giusta, Achela Palferm e Antonio Di Nardo vanno al race off su Achille BLV. Poi Vernissage Griff al quarto, Verdon VF, 28,7 ad arrivare, 1,10,8. Perfetta interpretazione di Antonio Di Nardo che segue Achille BLV, trova l'open stretch aperto, Achela Palferm è una cavalla fantastica, lo buca di dentro e vince e si assicura il race off che andrà a disputare contro Bonville Gifont. Sarà un race off tutto in rosa, 2 femmine sul tetto del campionato europeo. Si sfideranno alla bella di mezzanotte Achela Palferm, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, Francesco Paolo Caruso sono i vincitori della seconda prova del campionato europeo. Sfideranno Bonville Gifont, Antonio Simioli, Alessandro Gocciadoro e la scuderia Pachino Orsis. Questi due i finalisti che si daranno sfida e daranno spettacolo alla bella di mezzanotte. Nicola, andiamo da te per l'analisi della corsa.